Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del commentario veneziano, siamo su Valentino Rossi del Gamefield. Ci siamo lasciati con le qualifiche in Racing che sono andate insomma abbastanza bene, cioè quarto posto non negativo sinceramente, anche se però insomma siamo in una leggera difficoltà, ecco, per il primo posto la vedo un po' dura. Avevo conquistato il primo trofeo della Road to Sara e niente, adesso partiamo. Siamo di fare una bella gara. Finora quando ho fatto un podio ho fatto sempre vittorie, 3 vittorie e 3 podi. Vai Come. Abbiamo già 3 vittorie in questa stagione. Il tempo è migliorato, però il tracciato è bagnato. Cazzo, qua il Kuma non è stato sicuramente sveglio nella partenza. Abbiamo perso diverse posizioni dai Kuma. Mamma mia. L'è dura, però Hassen è una gara sempre stata favorevole di solito. Attenzione alla sfida tra Veneziano e la Binder. E Rosy Binder. Ok, TCS spento e si goda. Vai Kuma. Terzo posto in questo momento. Terzo posto, però la gara è lunga, possiamo ancora dire la nostra. Attenzione, il frenati e Rosy Binder Veneziano se ne va. Il Kumendone se ne va. Il Kume vuole già le 10 vittorie stagionali. Stiamo calmi, Kume, stiamo calmi. Mamma mia. Vabbè, sarebbe clamoroso, insomma, le 10 vittorie stagionali più difficile di vincere il mondiale perché non le ho mai fatte. Infatti, stai zitto, Kume. Stai zitto che è meglio. È una bella sfida, raga, una bella sfida. Devo sfruttare il terzo settore che è il punto migliore per me, però Rosy Binder e Frenati, o Fregna Fenati, che avete scelto anche voi, insomma, anche i soprannomi vostri sono bellissimi. Attenzione, il Kume ci prova. Esagera, il Kume esagera. Chiude la porta Rosy. La piccola Rosy Binder. No, assolutamente no. Ecco, freniamo un attimo. Non possiamo prendere posizione così. Kume, stai calmo, hai ancora 2 giri, porca puttana. Cioè, non so perché devi avere sta fretta di superarli per forza subito. Dai. Calma. È vero che l'ultimo giro siamo in difficoltà perché siamo più scarsi con le abilità. Però cazzo. Un po' di concentration. Attenzione, bravo Kume. Molto bene. Questa qua qualcuno l'ha pitturata, signori. Qualcuno l'ha pitturata, ma non basta. Attenzione, prova all'esterno su Binder. E su Frenati. Fenati. Niente. Mamma mia che lotta in questa Moto 3. Mamma mia che lotta. Siamo là, Beppe, siamo là. Il tempo sta migliorando, però ancora bagnato il tracciato. Qui ad Assen, l'università del motociclismo. Qua il Kume fa l'impresa. Attenzione, esagera. Ho un po' esagerato, ragazzi, per superarli, vabbè. Sto Assen non gira, qua ho perso tanto, ragazzi, Ci ho provato, ma ho perso veramente tanto. Niente, non c'è il passo per la vittoria, ho paura, ragazzi. Non capisco perché Sara mi ha dato questo trofeo, cazzo, è impossibile, le 10 vittorie. Sono veramente dure. Niente, ho perso tanto, anche le abilità però si stanno abbassando tanto, forse anche per quello ho fatto la staccatona sbagliata. La posso recuperare, posso rosicchiare qualcosa, ma... È difficile che nell'ultimo giro possa recuperare in queste condizioni. Dai, proviamoci. Final lap comendiano. Questa l'ho presa molto bene, recupero tanto qua. Qua il Kume recupera tanto. Giro veloce di Rosy Binder. La piccola Rosy fa il fastest lap. Però vedi la difficoltà che ho io è clamorosa. Nell'ultimo giro. Iniziano le grandi sfide con Rosy Binder e Frenati, bellissimo.
Ricordano un po' le sfide del 2013, Vino, Gattosino e il nostro Salon. No, ma puttana miseria, però. Niente, sbaglio, alla fine purtroppo non ci siamo. Quando provo ad andare un po' più veloce, ragazzi, nell'ultimo giro soprattutto, non ce la faccio proprio. Qua mi è andato via il culo, Mi hanno massacrato qua. Attenzione, per attenzione, forse anche loro sono un po' in difficoltà perché comunque sto recuperando. Dai, niente, però un secondo e uno è troppo. È troppo per il Cume. Dai vecchio cuore cumendiano, dai vecchio cuore cumendiano. Niente da fare, dai. Terzo posto al 99%. Terzo posto al 99%, buona gara, dai, dal quarto posto in qualifica ci sta, è molto coerente con la qualifica. Dai. No, niente, non vado neanche a spingere di più, che rischio di cadere, mamma mia. Non devi fare l'ingordo, Kume. Va bene così, vince Rosy Binder, secondo Fenati, terzo veneziano. Comunque sono contento, piccola imperata me la faccio lo stesso, dai, podio. Per il Kume ci siamo. Saluta tutti il Kume, saluta anche Sara. Un po' delusa perché voleva qualcosa di più, ma Sara, non per il cazzo. Comunque, ho fatto il fastest lap, ragazzi. Ho fatto il fastest lap, quindi non è l'Atri, quindi non è Pip, però dai, non male. La classifica ci vede al terzo posto a meno 26 da Binder, ragazzi. Se vogliamo lo possiamo vincere sto titolo, Arrivano un bel po' di punti, anche abilità. Vorrei migliorare anche nel bagnato, cazzo, perché... Ok. Infatti le abilità sul bagnato migliorano, perfetto. Condizione fisica soprattutto, ecco, quella al 60, molto bene. Ok. Buono raga, adesso ci becchiamo dopo il prossimo. Vediamo un po' su Twitterone cosa ci spara, magari c'è qualche novità da parte di Sara. Però il trofeo è stato troppo bello, ragazzi, mi ha troppo gasato il trofeo. Il trofeo mi ha proprio gasato. Vediamo un po', questi caricamenti un po' lunghi, eccoci qua. Ok. Valentino mi fa i complimenti per il podio, grazie Vale. Ti lobbo, vecchio mio. Oh, adesso abbiamo il Saxa, ragazzi, il Saxa. Cazzo, abbiamo anche il... Avevo la 1 Ring, diciamo, Spielberg Red Bull Ring. Ci credo, ma non c'era l'altro però. Vabbè, siamo al Saxa, ragazzi, che è un premio strafavorevole. E niente, l'obiettivo chiaramente è portare a casa la vittoria. Ci ribecchiamo dopo le qualifiche. Ragazzi, pole position al Saxaring, raga, quando sono le gare del Comendone difficilmente le sbaglia, sapete. Devo vedere in gara però perché il Saxaring nell'ultimo periodo ha fatto bene in qualifica ma poi ho cannato la gara magari con un terzo, un secondo, un quarto posto. Quindi valutiamo, Kume, valutiamo. Bisogna valutare bene la gara perché voglio vincere subito, mai fatto nella storia del Kume di vincere il primo anno mondiale, mai successo. E quest'anno con le difficoltà supera al massimo, senza TCS, con Sara che mi provoca e mi fa pippe. Oggi si può puntare anche all'Atrica, ragazzi, quindi alla seconda pippa di Sara, speriamo. Boh. Poi, ho dato quasi un secondo a Navarro, a Nava. Vai Kume. Gran Premio di Germania. Vai Kume! Go! E parte veneziano, bello fiero, gasato. Anche mi voglio portare a casa la no, mamma mia che lungo. Signori che lungo. Una prima curva degna del peggior Kume. Perso addirittura 3 posizioni. Ho sbagliato la staccata, cazzo. Dai che Rosy è terzo Rosy. La piccola Rosy Binder. La sfida comunque è Binder, piove, inizia a piove il Saxa. Inizia il diluvio puro al Saxaring. È iniziato l'inferno tedesco. Dai che tocca a noi.
Porca puttana, aver perso il primo posto non è stato positivo. Adesso recuperare sarà dura. Questa è la tipica curva come indiana, però. Adesso devo prendere la scia. C'è lotta, raga, c'è lotta. Attenzione, recupero una staccata impossibile. Quante volte ho vinto l'ultima curva qua a Saxa, mamma mia. Eccola qua la curvetta finale, madonna, la curva finale fa la differenza. Non ci credo, vado lungo. Il Cume va lungo e perde la possibilità di andare a prendere frena frenati, non ci credo. Mamma mia, sta venendo giù di tutto, raga, sta venendo giù il finimondo al Sachsenring. Pioggia torrenziale in Germania. Colpa della Merkel e del suo culone. Dai fioi. Bella coppiata Rosie Binder e Angela Merkel. Mamma mia che sfida, raga. Ecco, ci sono i top, i fantastici tre, ragazzi. I big three. No, questa l'ho presa malino. Porca puttana, ragazzi. Dai, posso arrivare terzo anche in questa favorevole, però. Il sogno di vincere il mondiale il primo anno forse rimarrà un sogno, fioi. È abbastanza dura, però io ci credo. L'ultima curva è la mia, l'ultima staccata è mia. Dai, la discesona che quando piove è un disastro. È un torrente praticamente dal Sax. Attenzione, mamma mia. Qua l'ho rischiata un po', infatti, riperdo la posizione sul frena. Però è un Cume veramente bello da vedere. Ok, first class. Final lap. Cume indiano. Devo stare molto attenti soprattutto a questa staccata qua. Attenzione, frenati. Frenati. Attenzione, no, mi ha scombussolato tutto, non ci credo. Fenati mi ha scombussolato con questa manovra veramente meravigliosa. Mamma mia, come ce le stiamo dando, ragazzi. Come ce le stiamo dando, frena, Cume e Bindi. Mamma mia. Qua non sto interpretando al meglio questa parte. Come sveglia, cazzo. Buono. Mamma mia, quanto ho rischiato. È ancora primo il frena. Dai comandone, adesso o mai più. Adesso sono le due staccate della vita. Qua forse no, non mi prende. Dai, l'ultima curva. Dai che l'andiamo a vincere. Dai che ci portiamo a casa la quarta vittoria. Stai zitto come vediamo se riusciamo a uscire positivi. Dai Cume, e il Cume c'è. Quarta vittoria per il fenomeno veneziano. Yes! E forse anche Pippa e Atric. Pippa e Atric. Voglio la Pippa e voglio l'Atric. Voglio tutto. Sì! Secondo Atric come indiano, ragazzi. E vogliamo anche in classifica a meno 20 dal frena frenati e a meno 17 da Rosie Binder. Raga, ci siamo. Raga, me la godo. Buono, molto bene. molto bene. Come godo. Mamma mia, che vittoria. Ehi, il tuo nome sta Sì. girando parecchio nel paddock. Sì, amore. Ci sono dei team che sarebbero Brava. felici di averti con loro. Brava. In lista team trovi tutti i dettagli. Intanto siamo a due pippotti intanto. 2 pippotti per il Cume e si gode. No, non cambiare. Io l'ho detto, sto qua quest'anno. Non cambio, non esiste. Non rompermi il cazzo. Se vuoi mangiami il cazzo, ma non rompermelo. Buono.
in particolare Comenda, perfetto, è contento anche Valentino. Ora facciamo un piccolo resoconto. Allora, no, che cazzo, ma sono rimbambito proprio. Allora, dobbiamo andare su The My Career. Allora, classifica campionato. In MotoGP, ragazzi, Marco Marchetto Marquez primo, secondo, Lorenzo il Magnifico terzo, Vale Rossi. Cazzo, stiamo prendendo di brutto anche, meno male che il gioco di Rossi, vabbè. Ok, Moto 2. Attenzione. Samuelino Loves al primo posto, Zircone secondo e terzo Cattusino. Poi Folger, Durelli, Liutti, Maleducato c'è anche, no, il Balda. Non potevo ricordare un po' tutti i soprannomi, ragazzi, perché datemi anche una mano, anzi, perché non mi ricordo più. Certi non me li ricordo. Buono, raga, un saluto dal commentone veneziano. Signori, questo ragazzotto sta veramente portando a casa cose indescrivibili. Ciao!